Allora, benvenuti intanto a casa mia e poi sto cercando di fare in maniera che si veda Clara nella foto che prendo da Facebook, non so come si vede ma temo male. Abbiamo in linea, lo facciamo da casa a casa, quindi benvenuti a casa nostra, a casa di mia e di Clara Campese, presidente di FISE Veneto, per parlare di questo momento legato al Covid-19 e al mondo dell'equitazione. Buongiorno Presidente. Buongiorno Fabio, buongiorno. E buongiorno soprattutto agli amici che ci seguono attraverso la pagina Facebook di Fise Veneto, ovviamente, che mi sembra la cosa più importante. Che messaggio vogliamo trasmettere, per esempio, a chi ha maneggi, a chi lavora nei maneggi? Il messaggio da trasmettere è un messaggio molto chiaro, prima di tutto un messaggio di vicinanza da parte di tutto il Comitato Veneto, me compresa, per questa situazione estremamente difficile e pesante. Il secondo messaggio è sicuramente un messaggio come posso dire, di motivazione affinché con uno spirito guerriero, mi piace dire, si possa vivere questo momento, ovviamente con la speranza di attraversarlo nel più breve tempo possibile e di poterci occupare poi di quella che sarà la ripresa. Sarà una ripresa lenta, ma dovrà esserci per forza. Quindi Immagino che il mondo dei maneggi e delle scuderie viva anche un momento di grave preoccupazione anche economica, purtroppo. E questo è il problema sostanzialmente, diciamo, principale ovviamente, ed è proprio uno dei motivi su cui ci stiamo proprio confrontando con il Consiglio del Comitato Veneto in teleconferenza, con il Revisore dei Conti, con la segreteria amministrativa, perché è nostra intenzione fare assolutamente più che la nostra parte. E quindi stiamo valutando un taglio drastico di quello che è il nostro budget, il budget che ci è stato assegnato, proprio per poter dare un segnale. Certo, non sarà risolutivo perché non abbiamo poi tutta questa forza economica, ma sarà sicuramente un segnale di vicinanza per supportare questo momento che ripeto, è solo l'inizio. La quantificazione del danno non è ancora possibile effettuarla in termini diciamo benché relativi ma precisi, però sicuramente se ne può già fiutare La dimensione. sì, assolutamente. La preoccupazione per chi invece ha un cavallo che era abituato a muoverlo magari tutti i giorni e adesso non può più farlo. E questo è un altro aspetto sul quale non ti nascondo, mi sento anche particolarmente coinvolta, e certo è comprensibile, e tutti i privati, tutti gli affidatari, insomma tutti coloro che fino a poco tempo fa potevano beneficiare di questa relazione, questo rapporto insomma, con il loro cavallo, sicuramente non può essere trascurato. Sta di fatto che in un momento di grave emergenza tutti siamo chiamati a fare un sacrificio nell'interesse di quella che è la salute pubblica, nell'interesse di quello che è il diritto alla vita, insomma basta accendere un attimino e ascoltare qualunque notiziario, i dati parlano molto chiaro. Però posso dire che io come lei siamo certi che, ne ripeto, nei circoli, nelle scuderie, chi ci lavora e chi ci può andare a lavorare, chi ci deve andare a lavorare perché gli animali hanno bisogno di essere accuditi, sicuramente possiamo metterci la mano sul fuoco, stanno facendo tutto il possibile per fare tutto ciò che è possibile per tutti i cavalli. Sì, questo mi sento di garantirlo sicuramente per tutti i nostri circoli, questo assolutamente. È ovvio, ripeto, che per il prolungarsi di questo periodo di lontananza diventa sempre più pesante, quindi comprendo i proprietari che ognuno a modo loro ha e dichiara di avere delle esigenze quindi motivazioni valide per andare dal proprio cavallo. È chiaro che se questa esigenza del singolo la proiettiamo su tutti gli interessati, non ci troveremo in questo stato di emergenza e non ci troveremo a dover invece adempiere a quelle che sono le indicazioni delle misure restrittive. Insomma, i portatori anche asintomatici sono comunque tanti e quindi il rischio di contagio, è inutile che ce lo stiamo a dire e a ripetere, è comunque molto elevato, ed è su questo che bisogna riflettere. Per chi comunque faceva gare, era un atleta che fosse ad alto livello o anche a un livello più modesto, che in questo momento non può allenarsi, possiamo dare qualche consiglio? Perché vogliamo sperare ovviamente come tutti
che come tutte le cose anche i nostri concorsi ippici possano ricominciare il prima possibile? Che consigli dare? I consigli in questo momento si dovrebbero basare su quella che è una proiezione, cioè sulla visione di un orizzonte. In questo momento non sappiamo bene, si attendono queste dichiarazioni di Spadafora, mi sembra anche già di aver percepito qualcosa che protrae lo stop agli allenamenti e all'attività fino a fine aprile, e quindi insomma diventa difficile Allora, dare... possiamo consigliare vita sana, tra virgolette, alimentazione sana per quello che è possibile fare ginnastica in casa? Ma guardi, io le dico, Fabio, io ti dico francamente, nel mio giardinetto mi sono allestito un piccolo circuito che cambio tutti i giorni e ci dedico una ventina di minuti, mezz'ora, mi tengo anche in forma, faccio quello che posso. Dicevo prima, la cosa che è importante è l'atteggiamento con cui si affronta questa situazione. È chiaro che ci si sofferma solo sugli aspetti negativi, diventa particolarmente gravoso. Bisogna riuscire a trovare quelle situazioni che ci consentano di vivere giorno per giorno, cercando di favorire quelle che sono situazioni utili alla nostra persona, quindi al nostro aspetto fisico, psicofisico, nelle relazioni nell'ambito della propria famiglia, magari approfondendo. Io dico quello che faccio, Fabio, quando posso mi metto anche a leggere. Intanto c'è Laura Boscolo che ci sta scrivendo in diretta: è dura, a fine aprile non andare a cavallo fino a fine aprile. Purtroppo capisco Laura. Capisco Laura, poi ecco, io a questo proposito comunque integro quello che ho detto prima, sono molto attenta, e con me anche altri colleghi presidenti regionali, ma la federazione stessa, siamo molto attenti a individuare tra le pieghe di questi decreti molte volte troppo generici le eventuali possibilità, perché teniamo proprio a cuore la situazione dei privati e di tutti i cavalli che sono ovviamente in questo momento sulle spalle dei gestori e dei tecnici che se ne devono occupare. Cioè, ecco, io vorrei che fosse chiaro questo messaggio, per cui siamo con le antenne dritte per vedere appena possibile di far presente le peculiarità della nostra disciplina sportiva, che è l'unica su 42 federazioni sportive che ha a che fare con un essere vivente e che richiede tutti i giorni ovviamente cure, attenzioni, nonché movimentazione, nonché allenamenti. Quindi su questo voglio rassicurare che noi non siamo così passivi. Non appena possibile sicuramente daremo notizia. Ci stiamo già muovendo, che purtroppo anche è noto, la commissione scientifica dà dei limiti e li dà a ragion veduta, quindi non è così facile poter prospettare quando e come ci potremo pian piano muovere verso i nostri circoli. Comunque posso dire che quando ho chiamato questa mattina per concordare questo tentativo di diretta, poi vedrà il video, non so cosa è venuto fuori, spero sia guardabile, lei mi diceva che comunque proprio come comitato siete costantemente insomma in contatto e cercando soluzioni. Assolutamente, stamattina era la col diretti. Scusi, ci sta scrivendo Laura Zanin: non se ne può più, non tanto per noi, i cavalli di un certo calibro e preparazione, insomma, lasciarli fermi in box dove sono io, non mi lasciano neanche lasciarli liberi. Ripeto, rispondo a questa signora dicendo, ripetendo veramente la mia vicinanza, ma soprattutto evidenziando che tutta la federazione nel suo complesso nazionale e le diramazioni... Scusi, Laura, ancora, come ha detto lei, risulta difficile sia per chi va a cavallo che per chi gestisce. Sì, esattamente. Quindi, ripeto, veramente vorrei che venisse espresso a caratteri cubitali. Tutta la federazione è attenta a valutare anche in termini propositivi alle istituzioni eventuali futuri protocolli operativi nel rispetto di quella che è la primaria attenzione all'evitare la diffusione del contagio, ma nel contempo a rispettare proprio le esigenze che la signora Zanin stava dicendo, e cioè legate proprio alla movimentazione dei cavalli, a prescindere che siano cavalli ovviamente che fanno attività agonistica di alto livello, che assolutamente hanno bisogna dedicare massima attenzione, ma anche tutti gli altri, nonché i cavalli della scuola, nonché tutto ciò che c'è dietro, perché ripeto, poi la problematica è proprio valutare come possiamo anche intervenire, perché qui ci si occupa anche del cavallo, bene, è prioritario, ma anche la parte economica, la gestione. Parliamo che al di là poi uno può amare i cavalli, il calcio o l'hockey, parliamo comunque di attività che sono anche posti di lavoro, che sono anche quello di cui vivono tante persone.
Fabio, è ovvio, ma infatti questo è il concetto, cioè noi, i nostri circoli hanno dei costi fissi, ineludibili, è questo ovviamente. E io spero che la non federazione si faccia sentire anche con il ministero, perché non so se questi aspetti vengono o meno tenuti presente. Guarda Fabio, io ti dico già, so per certo che la federazione si sta attivando, è ovvio che c'è anche da comprendere che nel nostro attivarci non possiamo rendere noto in anticipo passo passo quello che si sta facendo, si renderà noto nel momento in cui le cose sono ottenute, sono chiare, sono ufficiali e soprattutto sono fattibili. Quindi tutto quel lavoro che c'è sotto e di cui ovviamente i tesserati non sono a conoscenza, è comunque un grosso lavoro che si sta facendo. E poi sappiamo com'è la burocrazia, sappiamo quali sono i passaggi, insomma non serve che io mi dilunghi su quelle che sono poi diciamo quelle specie di rallentamenti fisiologici che ci sono in una struttura che ovviamente già di per sé è complessa, ma che è chiamata ovviamente a delle problematiche enormi e su tutti i fronti. Presidente, la ringrazio. Io questi messaggi visti in diretta, qualche pollicione blu che scorre sul video, mi fa sperare che il video sia guardabile, sia stato comprensibile. Se l'esperimento ha funzionato, io sono un giornalista, non sono un tecnico, ho inventato questo escamotage con 2 telefoni e un computer, spero che funzioni. In caso se è funzionato e se non ci hanno mandato quel paese, se ci saranno altre cose da dire nei prossimi giorni, possiamo ritentare di parlare con gli amici che amano i cavalli attraverso questo mezzo. Intanto c'è Laura che ci manda un grazie. Io dico grazie a lei che ci ha ascoltato e grazie a quanti a quanti vorranno, se ritengono questo modo di comunicare utile e opportuno, condividere. C'è anche, ecco, sta scrivendo un'altra Laura Boscolo, speriamo il meglio, sicuramente. Ecco, dico, se adesso c'è Emanuele Polese, è veramente dura. Ecco, io questi commenti diciamo mi confortano nel mio ruolo di aver fatto forse qualcosa di utile. Se lo ritenete utile, se condividete questo video, lo dico sempre, è una piccola strada per far conoscere questo mondo, il nostro mondo, anche a chi questo mondo non lo conosce, attraverso la condivisione sui vostri profili. Dico bene, Presidente? Dice benissimo, assolutamente, come mi ho abitudine a dire, l'unione fa la forza, forza Veneto, forza Italia, forza mondo. Altro messaggio, basterebbe anche, dicono, per muovere i cavalli, basterebbe, dice Laura, anche una volta a settimana. E in effetti bisognerebbe pensarci, perché in realtà una persona... non è una volta alla settimana, e il problema è chi va, perché se una volta alla settimana ci va prima una persona, poi un'altra. No, poi certo, no, ma però se io individuo, allora, lei sa che io ai cani posso fare 200 metri di passeggiata, però se io ho un cavallo e mi desse autorizzazione di partire da casa mia, andare in maneggio, portare fuori il mio cavallo mezz'ora a settimana, credo che forse sarebbe buon senso, perché non ci sono, lo dico da cinofilo, non ci sono solo i cani. Certamente. Ora lei, Fabio, tieni presente che noi abbiamo il divieto, io ho 4 cani, ho un po' di giardino, dicevo comunque li devo fare uscire ogni tanto, cioè ho il limite dei miei 200 metri e sto qui nella zona. Allora, ci stanno dicendo, scusi Antonio, dice sarebbe opportuno fare queste dirette, è giusto farle, grazie all'ora dell'apprezzamento. Io li leggo, faccia la Salvini, leggo i commenti in diretta. Benissimo. Un'altra cosa, dico, se il governatore Zaia in una diretta che sentivo qualche giorno fa diceva che da 7.000 campioni al giorno hanno acquistato una macchina, vogliono passare a farne 20.000 al giorno di tamponi, ma ci sarà un perché. Quindi io lo so che queste sono cose note e arcinote, però purtroppo dobbiamo tenere conto del complesso della situazione per poter riuscire a gestirla. Scusi, perché io sono anche un po' cieco, su Eli, è un po' complicato il nome, esatto, basterebbe fare dei turni in maniera intelligente, penso si riferisca del muovere i cavalli nei maneggi. Io francamente credo che come per i cani andrebbe pensato qualcosa anche per i cavalli. Allora, signori, io faccio l'ultimo appello, poi non voglio rubarti tempo, Fabio. Io ringrazio per tutte queste proposte di diciamo operative per il futuro, di cui ovviamente siamo già pienamente consapevoli e coscienti,
Il problema è che se non sono state fatte fino adesso... Scusi, Katia, è durissima per i nostri cavalli come per noi, si deve trovare una soluzione. Poi ancora Laura, d'accordo con Marta, cioè io le leggo quello che dicono in diretta i suoi iscritti. Certo, poi adesso tutti, insomma, ecco, ci possiamo esporre diamo idee, diamo contributi, eccetera, e siamo qui tutti, la federazione per prima, proprio per cercare di trovare delle soluzioni. Io lancio la mia idea, che ci sia un permesso, che so, settimanale di muoversi da casa a maneggio e muovere il cavallo in solitudine. Mi sembrerebbe sensato, francamente. Non siamo al 41 bis, i cavalli devono muoversi, non possono stare tutto il giorno in box. E il GUM della scuderia non riesce a muovere tutti i cavalli di tutti. La questione è questa, e torniamo ancora a fare un ulteriore chiarimento per la movimentazione. In questa fase si intende non precipuamente il mantenimento di quello che era lo stato di forma fisica precedente allo stato di emergenza. Movimentazione si intende quella strettamente indispensabile per il benessere del cavallo, e quindi ci sono varie modalità. Scusi, Fabio, i cavalli in addestramento costante, abituati a lavorare tutti i giorni, vanno in crisi. Si riduce un po' il lavoro, del resto, voglio dire, non da nessuna parte c'è scritto che il cavallo non possa godere di un periodo benché lungo di riposo, certo. Insomma, anche questo va compreso. Ora, ripeto, noi stiamo facendo tutte le valutazioni. Dietro quello che appare, dietro i comunicati, c'è un grande lavoro che si sta facendo. No, poi lei parlava Fabio sta scrivendo dei costi, per esempio, delle preoccupazioni, cioè sono i costi di gestione e i costi anche dei dipendenti, degli addestratori, cioè che anche certo, è per questo, quindi il quadro è molto molto ampio, per cui mi sento, e lo ripeto ancora, di tranquillizzare le persone, perché stiamo facendo tutte le valutazioni necessarie anche alla determinazione di un protocollo operativo da proporre, nel rispetto ovviamente, lo ripeto perché non dobbiamo dimenticarci, di quella che è un contenimento della diffusione del contagio, perché questo ovviamente è priorità. Per cui, ripeto, state tranquilli perché noi stiamo lavorando e ci arriverà. Presidente, visto che più di quanto magari potessi pensare, la gente ci ha scritto in diretta, se lei è d'accordo, siamo in diretta, quindi può anche rispondermi di no, potremmo magari farlo un giorno sì, un giorno no, in modo di poter leggere i loro commenti. Volentieri. E in modo che lei possa rispondere, perché voglio dire, oggi ci hanno visto 10 persone, magari dopodomani ce ne possono vedere altre 10, altre 20, altre 30. Molto volentieri, poi dopo quando si crea l'abitudine che c'è questa possibilità. Se lei è d'accordo, allora facciamo una cosa, lei si guarda il video, se non mi tira dietro uno zoccolo da distante da Verona a Treviso, se le sembra che abbia funzionato, intanto c'è sempre ancora Laura Zanin, ci si contagia al supermercato, non al maneggio. Fabio, date anche un orario, d'accordo, diamo anche un orario, cerchiamo, vediamolo, adesso ne parliamo, se vi piace leggeremo i commenti, vedremo le vostre condivisioni. Sì, ma è una cosa utile, perché questo interscambio comunque è sicuramente utile, è utile a tutti, come sempre, la sinergia, il dialogo è sempre costruttivo. Anche perché lei purtroppo, magari ci sono persone che non hanno neanche modo di telefonarle, sentirlo o quant'altro, se lo facciamo così magari insomma... Può essere, c'è Susli che ci ringrazia, Katia Schmidt, i nostri cavalli non sono un paio di scarpe, loro hanno bisogno di noi, e penso che Katia abbia ragione in realtà. Certo, ci sono anche questi aspetti, il legame affettivo sicuramente, nessuno dice di no, ecco. Allora, magari, se d'accordo facciamo così. Scusi. Tanti aspetti che vanno valutati, ecco, ripeto, per cui poi mettere assieme tutti questi aspetti e trovare la soluzione è sicuramente fattibile, lo ripeto, però richiedono... Tiziano, con un minimo di organizzazione tutto è possibile. Benissimo, esattamente. Cerchiamo di pensarci. Vediamo se abbiamo lanciato una moda anche noi di fare queste dirette. Io se sorrido. Sicuramente interessante. Se sorrido, non prendetemi per un deficiente. È il servizio che dobbiamo dare, per cui io penso che in un momento di questo così brutto sia necessario anche sorridere. Quindi io non me ne si voglia se sorrido. È un cambiamento che ci vuole, sì, assolutamente. Quindi allora, ci vuole un po' di, esatto, lo spirito positivo, insomma. Quindi allora lei va a vedersi. Vedrà che troveremo assolutamente delle soluzioni e pian piano tutto riprenderà. Di questo ne sono certa. Allora, nel frattempo lei va a vedersi il video, se lo trova commestibile daremo un orario e lo faremo magari ogni tanto. Intanto continua a scriverci
speriamo sia Magari costruttivo. lo comunichiamo anche su Beh, però Facebook, ci così sono la i gente lo groom sappia con gli bene. istruttori che li seguono. Laura, contiamo su di loro, sicuramente un grande apprezzamento facciamolo perché allora, io e lei siamo a casa. Tante persone vorrebbero andare nelle scuderie, nei maneggi e non possono, tante persone però in quei maneggi, in quelle scuderie ci vanno, ci lavorano più di prima per dare ai cavalli quello che prima non dovevano dare perché c'erano i proprietari, c'erano gli affidatari, adesso è tutto sulle loro spalle. Quindi grazie a queste persone che fanno quello che vorremmo fare noi, non riusciamo e non possiamo fare. Sono sovraccaricati. Sì, Esattamente. benissimo, Fabio, io sono a disposizione, allora ci riaggiorniamo a breve e a risentirci presto. Grazie a tutti. Grazie Grazie a te, Presidente, se Fabio. credete condividete. Buona giornata. Grazie.